Buongiorno ragazzi, eccoci qua. Dunque anche oggi un bel giretto con questa giornata soleggiata, un po' freschina direi, però insomma va bene ugualmente. Dunque oggi ci troveremo a fare un giro qui attorno, facciamo la Dese della G-Love. Non so se vi ricordate, sempre il brevetto fatidico della Gravel London Venice. È un giro molto bello, mi ha sempre entusiasmato, l'ho fatto un sacco di volte e non l'ho mai proposto in video, e oggi ho l'occasione per farlo, per farvelo vedere. Soprattutto il giro misurerà circa una settantina di chilometri. L'ho modificato con partenza però da qui nei pressi di Mogliano e dunque sarà ovviamente il ritorno il medesimo e basta. Bene, pedaliamo, a dopo. Allora ragazzi, siamo arrivati o meglio abbiamo passato il centro di Mogliano, ci addentriamo un po' nelle campagne di Mogliano Veneto, questo breve tratto di sterrato, che bello, fa un po' freschino questa mattina, ma allo stesso tempo le gambe girano, che è un piacere. Allora, dopo aver fatto via Gatta, passato da Mogliano, ho fatto via Gatta, tutta la ciclabile, molto attrezzata, molto bella. Ora ci accingiamo a prendere la prima parte del Dese, che è anche questa parte qui è ciclabile, asfaltata, è molto sicura, molto bella da fare. Ok? Guardate. Ragazzi, lasciamo Martellago per riprendere il Dese dopo aver visitato i laghetti, che sono sempre comunque bellissimi, ma soprattutto in questa stagione con i foliage è veramente fantastico. Lasciata Martellago,
Siamo nei pressi di Scorzè e siamo ritornati sulle sponde del Tesino. Oh, qualche notizia positiva ogni tanto. Praticamente questa è la piantumazione di un terreno agricolo. Una cosa molto interessante. Dai, facciamo qualcosa per questo pianeta. Dai, 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 dai. Dunque abbiamo lasciato, o meglio abbiamo già fatto la parte dei mulini. Adesso andiamo in aperta campagna, Badoere, Silvelle. Allora siamo arrivati a Silvelle e ci stiamo dirigendo praticamente verso la Treviso Ostiglia, che la faremo ovviamente verso Treviso per poi lasciarla, per abbandonarla dopo 3-4 km circa. E si vola! Catascandolara, arriviamo a Rio de Janeiro, ah no scusate, Rio San Martino, scusate l'errore, non è proprio la stessa cosa effettivamente, Ragazzi, qui si conclude il nostro giro l'Adese del Gravel Veleno Venice. Ricordo che questo era un percorso che avevo già fatto un sacco di volte e soprattutto lo faccio anche per allenarmi, perché come dicevo prima è veramente fantastico. Si è concluso dunque sugli un'ottantina di chilometri, circa 100 di dislivello, adatto a tutti i bike, muscolare, mountain bike,
È un giretto qui attorno che comunque dà la possibilità di tenersi veramente in forma, anche con temperature un po' rigide. Oggi ad esempio che c'è il sole si sta anche abbastanza bene, non fa così freddo. Comunque muovendo e pedalando ci si scalda, si crea caloria. Bene ragazzi, io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, di mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto ovviamente, e alla prossima, che sia grave o non solo, non lo so. Alla prossima, ciao!